Itria e Roma aprono la settima giornata di Serie A2 Elite. Buonasera da Davide Menolascena, dal Pala Vigna Marina di Fasano. Squadre schierate di fronte alla nostra postazione, un pizzico di ritardo rispetto all'orario fissato per l'inizio del match, ma siamo pronti. Saluto tra i capitani, noi andiamo a vedere invece quelle che sono le formazioni in campo quest'oggi. Partiamo con la Roma, formazione ospite: Gagno, Rosa, Schilina, Bobadilla, Guerini, Badai, Nicocelli, Zandri, Lombardino, Popa, Camel e Balducci, guidati da Emanuele Di Vittorio. Itria invece di Bruno da Silva, in campo con Pernarella, Punzi, D'Aversa, Ricci, Fad, Rosato, Araujo, Semeraro, Laddomada, Palazzo e Andrea Rosato. In panchina, ovviamente, essendo Bruno da Silva il player manager della squadra, c'è Giuseppe Convertini. La terza squadra in campo, quella arbitrale, composta invece da Concetto Fabiano della sezione di Messina, Liberato Schettino da Castellammare di Stabia, al cronometro Antonio Carnazza della sezione di Taranto. Tutto pronto per l'inizio della partita. Ultimi dettagli da preparare. 6 Rosa, 8 Schilina, 9 Bobadilla, 10 Guerini, 11 Badai, 12 Balducci, 14 Nicocelli, 16 Zandri, 17 Lombardino, 19 Popa, 22 Camel. Sarà l'Itria a dare il via al match. 2 Punzi, 4 D'Aversa, 6 Da Silva, 8 Ricci, 9 Fred, 10 Rosato, 12 Araujo, 13 Semeraro, 18 Laddomada, 22 Pernarella, 44 Rosato. Tutto pronto per l'inizio del match. Palazzo tra i pali nell'Itria, Punzi, Araujo, Laddomada e Valentino Ricci nello starting five dei padroni di casa. Ultimi dettagli, siamo pronti. Fischietto in bocca per Fabiano della sezione di Messina. Inizia ufficialmente Itria-Roma, inizia la settima giornata di Serie A2 Elite, uno dei due anticipi di questo venerdì sera alle 21. Il calcio inizia invece tra Lazio e Giovinazzo. Araujo cerca il primo pallone in profondità direttamente dalle parti di Marzio Gagno, che la vuole giocare subito. Popa, pressione di Laddomada, costretto a mettere fuori il pallone. Bobadilla, Camel, Popa con Gagno a completare il quintetto giallorosso. C'è bisogno di un pallone dalle parti di Riccardo Punzi per l'esecuzione di questa rimessa. 23 secondi effettivi trascorsi, ne arrivano due alla fine. Si può ricominciare. Punzi alla battuta, Araujo con il mancino, deviazione da parte di Nicocelli, corner dall'altra parte. Stavolta Araujo a battere, c'è una cintura tra Laddomada e Camel, arriva un richiamo, il gioco non era ripreso e dunque Araujo avrà nuovamente 4 secondi a disposizione per battere questo corner. Prova dopo lo scambio con Valentino Ricci, ancora calcio d'angolo Itria, stavolta la palla arriva a Punzi, prova col destro, palla fuori. Si riparte con Marzio Gagno. Roma reduce dalla sconfitta casalinga contro il Taranto con il punteggio di 1-6 nel turno infrasettimanale. Itria invece vittorioso sul campo della Ternana, cerca continuità. Itria potrebbe avere qualche energia in più non essendo sceso in campo sabato per il turno di riposo. Araujo, Punzi, ancora Daniel Araujo. Arriva Ricci a ricevere per via centrali, scarica ancora verso Araujo.
entra nella metà campo offensiva. Sovrapposizione di Punzi, ci prova invece Araujo. Palla termina distante dallo specchio della porta. Gagno rimette il pallone a Itria che tiene la linea di pressione poco oltre la linea di metà campo. Buona la lettura di Punzi. Ricci può riorganizzare la manovra con la domada. Punzi e poi ancora Ricci. Araujo. Punzi. Ricci pressato. Punzi in avanti anche per non correre rischi. Possesso riconsegnato però agli ospiti. Rimessa praticamente a centrocampo. Kamel la gira verso Popà. Chiusura di la domada. Rimessa laterale per la Roma davanti alla panchina di mister Di Vittorio. Siamo entrati nel secondo minuto effettivo di questo match. Gran giocata di Bobadilla. Punzi lo trattiene. Commette fallo, rischia anche l'ammonizione. È quello che stanno chiedendo dalla panchina gli ospiti. Punzi subito consapevole di aver commesso fallo, è andato a scusarsi con l'avversario e con il direttore di gara. Inizia il match anche di Angelo Schinina per sfruttare il mancino su questo calcio di punizione. Infatti Popa rimane in zona cambi. Viene richiesto di indossare bene la casacca, ma probabilmente Schinina al termine di questa azione poi tornerà momentaneamente in panchina. Conclusione ribattuta da Daniel Araujo. Infatti Schinina torna in panchina dentro Popa nuovamente per le consuete rotazioni di Vittorio. Tiro stato di Nicocelli, non ha creato problemi alla retroguardia di casa. Buona giocata di Popa, buona la chiusura di Punzi. Kamel, si muove Nicocelli sulla destra. Bobadilla torna da Kamel che suggerisce passaggio in profondità. Nicocelli intanto va tagliato tutto il fronte d'attacco senza però riuscire ad arrivare sul pallone. Si riparte. Rinvio affidato a Palazzo. Ricci in area di rigore. Araujo cerca colpo di tacco per far correre il compagno. La palla però termina fuori. Marzio Gagno invitato nella fase di costruzione, scarica verso Kamel, palla in profondità, Popa col sinistro, ma non viene concesso il vantaggio all'Itria. La Roma aveva anche trovato il gol dell'1-0, arriva stavolta il giallo a Punzi. Proteste di tutta la panchina della Roma, li vediamo praticamente tutti in piedi anche grazie alla nostra telecamera. Fallo netto su Bobadilla di Punzi che è stato ammonito in questa situazione. Adesso Schinina prova anche ad avere dei toni abbastanza pacati con il direttore di gara. Ha sbagliato, può succedere, sta dicendo il numero 8 giallo-rosso, anche per stemperare un po' gli animi. Tanto Bobadilla ha bisogno di assistenza adesso dopo il colpo ricevuto. Sicuramente un grande rimpianto per la Roma questa situazione, perché era arrivata poi la conclusione vincente verso la porta, di fatto a gioco fermo però, quindi non possiamo parlare nemmeno di gol annullato perché l'azione si è fermata quando Punzi ha commesso fallo. Due falli tra l'altro commessi dall'Itria e da Riccardo Punzi. È arrivato il giallo evitato qualche minuto fa, adesso Bobadilla si rialza un po' zoppicante ma sembra in grado di poter poi riprendere la partita. Punizione dalla destra per la Roma, è tornato Schinina per questa situazione. Stavolta probabilmente rimarrà un po' di più in campo rispetto a prima, considerando anche che Schinina rimette la palla fuori intanto
poi arriva il giallo. A Schilina, che stava richiedendo l'intervento dello spazzolone. Giallo anche per Di Vittorio. Schilina chiedeva di asciugare il parquet, ha messo volutamente la palla fuori per metterlo. Adesso Ricci saggiamente va a restituire il possesso alla Roma. Alla fine la Roma si ritrova con un giallo in più ai danni di Schilina per questa situazione. Per terra ci finisce adesso Camel in un contatto non ritenuto falloso con Araujo. Inizio non semplice per la coppia arbitrale sicuramente. Si torna a giocare, fallo laterale Roma. Camel, Nicocelli verso Marzio Gagno. Popa, pressione di Ricci, ancora Popa. Ricci sporca il pallone, Araujo lo vuole tenere in campo, alla fine però saggiamente si tiene il fallo laterale. Punzi smista verso Ricci, si torna indietro da Riccardo Punzi, poi Araujo. Ricci, l'addoma dall'indietro verso Ricci. Araujo, ancora Ricci. Punzi, prova la giocata personale, fallo ai suoi danni che viene fischiato con un pizzico di ritardo, ma mi sento di condividere la scelta in questo caso. Era stata abbastanza netta la trattenuta su Araujo da parte di Camel. Che tra l'altro non ha protestato più di tanto, era abbastanza vistoso il contatto. Bruno intanto è entrato nel match, il primo pallone lo gioca verso la porta di Marzio Gagno senza però trovare un compagno o lo specchio. Nicocelli sempre a far partire l'azione giallorossa, stavolta allontana direttamente in zona Pasquale Palazzo. È entrato anche Rosato nel frattempo nell'Inter. Iniziano ovviamente le rotazioni dopo i primi 4 minuti. Ricci si tocca il pallone col sinistro, riesce poi a rigiocarlo con il destro e a ottenere un fallo laterale. Un po' di riposo per Daniel Araujo, mentre Marco Rosato ha provato la palla in profondità senza trovare un compagno. Si riparte con il rinvio di Marzio Gagno, torna in campo Schilina. Camel, salta Rosato, scarico verso Bobadilla, ancora Camel sulla sinistra, cerca la giocata verso l'area di rigore, trova però sulla sua strada Bruno da Silva. Rimessa laterale in zona offensiva, vediamo se va a cercare Schilina, la palla invece è dentro per Bobadilla che viene di fatto colpito dal pallone che adesso viene gestito da Bruno. Pressato correttamente da Bobadilla, dalla panchina gli dicevano di non commettere fallo, lui ha eseguito alla perfezione, ha conquistato anche il possesso. Rimessa per Schilina, spazio anche per Badai. Intanto Camel, ancora una giocata personale sulla sinistra, scambia con Badai che gliela restituisce troppo attaccata al corpo. Rimessa per Rosato, pressione sempre alta da parte della Roma a cercare di stoppare sul nascere la fase di costruzione da parte dell'Itria. Bruno porta palla nella sua area di rigore, scarica poi per Ricci, ancora Bruno che però ferma tutto, probabilmente un problema fisico. Si è fermato Bruno, viene accompagnato dagli applausi del campo, mentre facendo no con la testa va a riaccomodarsi in panchina. Torna in campo Punzi, vediamo che tipo di problema può aver subito Bruno. Intanto la Roma restituisce sportivamente il possesso. Ricci, dentro anche Yamul in casa Itria. Ricci rischia ancora di perdere il contatto con il pallone e alla fine se lo porta fuori.
Rimessa laterale per la Roma. Allontana tutto Marco Rosato, un tiro che non va poi distante dallo specchio della porta, ma tutto ovviamente controllato da Marzio Gagno. Rinvio per i centrali, contatto Ricci Bobadilla, ritenuto regolare. Badai, Schinina e poi Camel. Imbucata, palla verso il secondo palo, tra le mani però di Palazzo. Se ne sono andati i primi 5 minuti del match, 0-0 qui a Fasano. Iamulla gira verso Marco Rosato. Poi contatto con Schinina, la palla invece è per Punzi, finisce per terra anche lui. Si prosegue, nessun fallo e alla fine la palla viene depositata fuori da Camel, rimessa per Litria. Ricci scarica e va a dare il cambio ad Araujo. Ovviamente adesso, se Bruno non sarà in grado di proseguire il match, sarà da rivedere un po' le rotazioni in casa Itra. Ci prova Marco Rosato nel frattempo, senza però lo specchio della porta. Seguiamo Schinina, palla verso il secondo palo. Camel non può arrivare su questo pallone. Invio di Palazzo in profondità, cercare Araujo, controllo con il petto, pressato da Badai. Rosato, Fad cerca l'1 contro 1, poi ricomincia da Punzi. Araujo non riesce a ricevere per andare al tiro, poi Punzi è l'ultimo a toccare secondo me, infatti la rimessa viene assegnata alla Roma. Scivola Araujo sul parquet, è sembrato essere scivolato da solo. Popa, buona palla verso Camel, c'è Badai che attacca dall'altra parte, intercetta Marco Rosato e poi Litria conquista il possesso. Araujo sta cercando di segnalare qualcosa all'arbitro, forse sul contatto precedente. Nel frattempo c'è il time out, trascorsi 6 minuti e 3 secondi. Squadra nuovamente in campo dopo il time out chiamato dalla panchina dell'Itria. Si riparte con Marco Rosato alla battuta, vicino a lui Punzi, gli restituisce palla, scarico lungo linea a cercare Araujo, in vantaggio Camel che protegge la traiettoria e si tiene la rimessa. Gagno è andato ad avventurarsi sotto le tribune del Palavigna Marina per recuperare la palla, che intanto era arrivata da parte del cronometrista. Si riparte con Badai alla battuta del fallo laterale. Camel, Popa, Punzi in vantaggio su Bobadilla, non riesce a toccare bene, c'è però Araujo che riceve per i vie centrali, dribbling, costretto ad andare sul destro, viene fermato. Ancora Araujo però in possesso, finisce per terra, può partire il contropiede di Camel che si autolancia, trattiene vistosamente Marco Rosato. Arriva il fallo, chiamata corretta, proprio Camel che va a dare spazio a Nico Celli. Nel frattempo in casa Roma Marco Rosato, Punzi, Araujo e la Domada. Però la giocata personale forse si allunga un pochettino, infatti arriva la chiusura, poi vince anche il rimpallo Bobadilla.
Popa la battuta del fallo laterale, Nicocelli da Badai. Tocco di Araujo, la rimessa è della Roma. Ancora Badai con la suola per la conclusione con il mancino da parte di Popa. C'è stata una deviazione abbastanza netta e quindi è corner. Badai la battuta dalla sinistra. Palla alzata per il destro di Nicocelli. Impatta bene il pallone che termina alto. Rimessa di Palazzo. Marco Rosato dalla Domada. Punzi. Ancora Rosato. Ancora indietro verso Punzi. Classica giocata per andare sul destro. Cerca. Lancio in profondità verso Araujo. Con i tempi giusti di testa interviene Nicocelli. Guadagna comunque 25 metri di campo almeno l'Itria con questa giocata. Torna ad affacciarsi nella metà campo offensiva. Marco Rosato la battuta. Palla che arriva dalle parti di Punzi, che stavolta va sul mancino. Calcio in diagonale. Risponde presente Gagno. Può partire il contropiede di Badai. Dribbling fermato poi da un ottimo intervento di Marco Rosato. Zandri chiedeva il pallone dall'altra parte. Non è arrivato però lo scarico con i tempi giusti. Allora Popa. Proprio per Zandri. Badai. Pressione di Rosato, lancio in avanti, Palazzo è in vantaggio, non interviene e si porta a casa la rimessa dal fondo. Araujo verso Punzi. Rosato e poi ancora Punzi. A destra da Araujo. Cerca spazio, pensa anche al tiro, viene fermato da Badai, copertura di Rosato, poi Palazzo fuori dall'area di rigore, deve scaricare. Punzi da Marco Rosato. La Domada. Giocata nello stretto, Schinnelli calcia la palla addosso. Il rimpallo porta la sfera dalle parti di Nicocelli, poi Badai sulla sinistra. Con il mancino cerca di metterla in mezzo. Non trova però la traiettoria giusta. Rimessa corta di Palazzo verso Ricci. La Domada. Marco Rosato vuole il movimento in profondità del compagno. Ricci altrettanto da parte di Araujo. Palla scaricata lungo linea. Ci mette un piede Schininari. Messa laterale per l'Itria. Dentro anche Andrea Rosato. Nel frattempo in maglia numero 44 Araujo. Guadagna lentamente metri. Cerca di andare sul sinistro. Viene fermato da Nicocelli, che poi non affonda in contropiede. Ricomincia da Badai. Poi Schininà e ancora Badai. Schininà in diagonale, gran palla per il destro di Zandri che la mette all'angolino. La Roma dopo 9 minuti è in vantaggio a Fasano. Nicolo Zandri, classe 2004. Freddissimo al momento della conclusione. Firma l'1-0 per gli ospiti. Con il piattone ad incrociare. Si riparte con la Domada in avanti, fermato da Schininà. Camel. Schininà. Scarico lungolina, non ci sono compagni, chiede scusa per questa giocata errata. Rosato verso Valentino Ricci, cerca il dribbling su Zandri. Da un Rosato all'altro. Poi Fad. Rosato rischia ancora di perdere il pallone, c'è possibilità per Ricci sulla corsia di sinistra, 1 contro 1 con Schininà. Ricci ci prova, va sul mancino, scivolata di Schininà che non permette al capitano dell'Itria di sfondare da quella parte. Corner battuto. Fad all'indietro per Marco Rosato, puntata di sinistro che sbatte addosso a Schininà, poi inciampa Rosato, tocca Schininà, la rimessa è per l'Itria. Prima parte del primo tempo che sta per andare via, 10 minuti 18 secondi da giocare. Fad per Ricci, anzi Rosato per Ricci.
Poi Andrea Rosato, palla in profondità verso Fad che si tiene alla rimessa laterale. Palla a cercare il mancino di Rosato, un pizzico alto. Sembrava comunque in controllo della traiettoria Gagno, proteste anche abbastanza vistose da parte di Camel. Intanto con l'arbitro numero 2 Schettino di Castellammare di Stabia. Popa prova a sfondare sulla destra, viene fermato, guadagna rimessa laterale. Palla dentro da Bobadilla, prova a girarsi, chiuso benissimo da Ricci, che permette anche ad Andrea Rosato di abbozzare un contropiede. Arriva Gagno a sbarrare la strada. Torna in campo Daniel Araujo dopo aver rifiatato un po' di minuti. Subito servito in avanti, sterzata, ce l'ha sul destro, torna sul mancino, posizione defilata, cerca comunque lo specchio senza però trovarlo. Popa in avanti verso Bobadilla, palla troppo profonda però, è rimessa laterale non dal fondo per l'Itria. Fad verso Marco Rosato, palla in profondità a cercare la corsa di Rosato, ancora una buona lettura di Gagno che poi scarica sulla sinistra, buon numero di Camel che può calciare in porta, ottima risposta di Palazzo. Ancora una volta Gagno dimostra una grande lettura in fase difensiva e poi l'abilità anche per far ripartire subito i suoi, sfruttando l'inerzia dell'azione. Corner per Camel, palla messa dentro, ci mette le mani Palazzo, rimessa laterale in favore della Roma. Popa da Camel, cerca fare un blocco Bobadilla che poi scarica bene anche ora per Camel al volo, palla distante dallo specchio. Punzi verso Fad, poi Marco Rosato. Araujo all'indietro, tocco di Popa, fallo laterale Itria. 8:57 prima della fine del primo tempo. Araujo da Fad in area di rigore. Deve allontanarla più che può Daniel Araujo. Bobadilla è da solo e quindi si tiene alla rimessa laterale, va a riprendere posizione come riferimento offensivo della Roma. Popa direttamente da Gagno. Camel. Popa in avanti dalle parti di Palazzo, non ci sono compagni. Araujo verso Punzi. Cerca lo scarico centrale, c'è un tocco, la palla diventa nuovamente giocabile per Palazzo che va in profondità verso Araujo. La palla gli arriva anche perché Bobadilla non aveva intercettato di testa. Sfila poi via il pallone. Lancia in avanti Bobadilla verso Popa. Gagno. Scarico centrale verso Rosa. Allarga la palla verso Bobadilla che sbaglia completamente la misura del passaggio. Chiede scusa a Camel che nel frattempo stava attaccando il secondo palo. Punzi per la Domada. Poi Araujo. Ancora Riccardo Punzi verso Fad. Punzi. Araujo. Palla in diagonale, trattenuta di Popa su Fad, arriva il giallo per il numero 19 della Roma. È il terzo ammonito tra i giocatori dopo Schilinà e Punzi, quarto complessivo della gara dopo mister Di Vittorio. Punizione a zona interessante, giallo per la dinamica più che per il contatto, perché ovviamente Fad andava ad attaccare l'area di rigore. Dentro anche Nico Celli per la Roma per provare a difendere su questa situazione. Vediamo se Araujo
prova la conclusione diretta. Occhio anche a Marco Rosato dall'altra parte con il sinistro, però infatti adesso la battuta rimane a Punzi. Rincorsa per Punzi, scarico per Rosato, sinistro in porta, Gagno para e Araujo da pochi passi la mette al lato. Più grande chance da gol della partita fin qui per l'Itria. Siamo già dall'altra parte intanto con Palazzo che può battere questa rimessa dal fondo. Punzi per Marco Rosato. Fad colpisce Kamel che stava arretrando, poi lo stesso Kamel che va a intercettare il pallone. Palazzo, palla un po' corta, ci arriva comunque Araujo, ci mette un piede Zandri. Rimessa laterale a centrocampo, torna in campo anche Punzi, anzi Ricci, eccolo Punzi invece. Marco Rosato, c'è tanto spazio per Ricci che voleva la palla però in profondità, Rosato gliela servita qualche metro più indietro. Schirina verso Kamel. Badai. Kamel ancora. Schirina. Lancio in profondità a cercare Zandri, prova l'aggancio complicato. Badai voleva invece il pallone un po' più addosso. Rimessa per Marco Rosato, 6 minuti e 54 secondi da giocare. Punzi, Rosato in avanti a cercare Ricci, Gagno in controllo, ci mette la testa, la palla diventa buona per Araujo che cerca il tiro di prima. Gagno aveva nel frattempo riacquistato la posizione tra i pali, time out stavolta della Roma. Sei minuti e 46 secondi da giocare prima della sirena di metà partita. Roma avanti 1-0 a Fassana grazie al gol di Zandri dopo 8:43. Kamel lancia verso Badai, controllo orientato col petto, forse anche con la mano, arriva infatti il fischio. Si era portato avanti il pallone con il braccio destro. Badai, quarto fallo commesso dalla Roma che ne ha soltanto un altro da spendere in questa prima frazione. Araujo per Rosato. Araujo da Ricci. Punzi. Tocca Zandri, rimessa sempre per l'Itria. Ricci. Da Rosato, taglio in profondità di Punzi che non viene servito. Allora Ricci da Araujo. Marco Rosato. Punzi attaccato forte alle spalle da Zandri, prova a scappare via Marco Rosato, lotta con Schirina, la palla è rimasta in campo. Rosato all'indietro per Ricci. Punzi. Palla torna da Araujo, la smista per Marco Rosato, puntata a cercare il primo palo, Gagno controlla. Sfera fuori dentro Bobadilla, Nico Celli e tra poco Popa
Kamel, grande anticipo di Punzi su Bobadilla, poi saggiamente non va a far fallo su Badai essendo già ammonito. Kamel per Nicocelli, pallone verso Badai. Nicocelli, palla all'indietro nuovamente per lui, poi Kamel. Bobadilla chiede il passaggio in profondità, servito adesso direttamente però fuori il pallone. La domada per Fad. Ricci, la domada. Dribbling riuscito, può puntare alla porta. La domada la mette dentro. Gagno reattivissimo. Fa ripartire subito il contropiede dei suoi. Kamel fa un velo però dove non c'erano compagni. E quindi il pallone termina direttamente fuori. Forse c'è da risistemare la porta di Gagno, che adesso sta anche asciugando con le ginocchiere un pezzetto di linea, un pezzetto di campo davanti a lui, proprio a ridosso della linea di porta. Il gioco intanto prosegue, 5 minuti alla fine della prima frazione. Ricci, la domanda ancora, vediamo se ci riprova. Marco Rosato con l'esterno verso Ricci, si accentra, ha spazio per il destro, ribattuto da Bobadilla. Il possesso è sempre però per l'Itria. Si ricomincia da Ricci, poi la domanda a sinistra. Marco Rosato cerca spazio per andare con il sinistro in porta in due tempi. Risponde ancora presente Gagno, che ha già rimesso dall'altra parte il pallone verso Kamel. Cerca la porta, buona risposta anche di Palazzo. Poi Rosato l'ha tenuto in campo, è tutto buono. Nicocelli va da Bobadilla, allora ancora Nicocelli, rischia Fad con questa trattenuta, arriva il fallo. Araujo per Marco Rosato. C'è un pezzo di nastro credo che è rimasto in campo. Adesso arriva Araujo a toglierlo. Terzo fallo per l'Itria, intanto 4 e 10 da giocare. Popà scappa sulla sinistra, a palla uscita. Di Vittorio apprezza comunque la giocata del suo giocatore. Fallo laterale di La Domada verso Ricci. Fad cerca di guadagnare qualche metro tenendo il pallone sotto la suola, finisce per terra Nicocelli senza fallo, giudizio della coppia arbitrale. Allora La Domada, Fad cerca il destro, ribattuto proprio da Popa, che poi spara in tribuna il pallone. Araujo verso Ricci, ancora Daniel Araujo. Gran dribbling per andare sul sinistro, viene murato per il suo tiro, c'è Ricci in copertura. 3 minuti e mezzo a giocare. Araujo con il destro, la mette a rimorchio, palla allontanata da Nicocelli che la porta nell'altra metà campo, accompagna Popa dalla destra. Nicocelli vuole fare tutto da solo, murato da Ricci, diventa possibilità di contropiede per l'Itria. Da terra la palla giocata per Fad, gran giocata, può puntare alla porta, Fad calcia al lato. Grande progressione per l'ex giocatore dell'L84. Dentro Punzi ancora. Popa sbaglia la misura del passaggio Nicocelli, che poi va ad effettuare il cambio con Schinina. Araujo, Marco Rosato, delle parti di La Domada, cambia tutto. Araujo sulla destra, controllo non perfetto, la palla rimane comunque in suo possesso anche se perde qualche metro. Ancora Araujo, nuovamente sul destro, risposta ancora da parte di Gagno, palla nuovamente allontanata verso la tribuna del Palavigna Marina. Due minuti e 37 secondi effettivi rimasti sul cronometro del primo tempo. Punzi, destro in porta, Gagno, Schinina, pressione alta adesso da parte dell'Itria, la circolazione di palla
di Popa non arriva a destinazione. È tornato Rosa in campo, nel frattempo sponda giallorossa. Punzi rimette la palla a disposizione degli avversari allontanandolo in fallo laterale. Scrina la gira per Popa. Gagno verso Rosa sulla destra, un po' di spazio, palla in area di rigore che va verso Schinina, anticipato da Marco Rosato, poi la Domada rischia di perdere il pallone. Alla fine viene fuori una rimessa dal fondo per sua fortuna. Punzi, Araujo, ultimi 2 minuti del primo tempo. Marco Rosato da destra, dentro da Araujo, appoggio per Punzi che viene invitato a calciare, non riesce però a impensierire Gagno con questa conclusione. Palla rimessa in gioco verso Schinina. Camel, ancora una buona giocata personale, potenziale 3 contro 2, palla per Badai che viene ostacolato di fatto da Bobadilla che si trovava da quelle parti. È uscito un tiro debole, siamo dall'altra parte con Araujo, 4 avversari su di lui. Imbucata per Marco Rosato che va da Punzi. Ricci 1 contro 1 con Schinina che quasi lo invita a dribblarlo. Conclusione verso il secondo palo. Bella giocata da parte di Ricci, non è arrivato nessuno dei suoi compagni a chiudere. È stata vista una deviazione però e quindi il possesso è sempre dell'Itria. Punzi prova a metterla verso la porta, palla allontanata. Giallo anche per un componente della panchina della Roma. Palla giocata ancora verso Fad che alza però il tiro. Rimessa al fondo per Gagno, 1:14 da giocare. Schinina, Nico Celli in profondità, direttamente sul fondo. Rinvio verso Araujo, controllo con il petto fuori dal campo, dice Schettino di Castellammare di Stabia. Gagno, Schinina, palla che Badai prova a raggiungere, c'è Punzi però in copertura. 56 secondi e poi si andrà a riposo. Partito Punzi sulla destra, il pallone invece arriva a Ricci, cerca spazio per andare sul destro. Ricci fermato, poi Camel prova nuovamente ad autolanciarsi, finisce di fatto lì però la sua giocata perché il pallone termina in fallo laterale. Ancora 39 secondi a disposizione delle due squadre. Araujo prova a giocarla verso la porta, voleva un passaggio diverso da parte di Fad per provare probabilmente la conclusione in porta. Ancora Araujo riceve, carica al sinistro, non trova però lo specchio. Partito Camel, Gagno lo va a cercare, esce di testa Palazzo prendendosi gli applausi del pubblico, anche con un pizzico di coraggio è andato a intercettare bene il pallone. Possesso Roma, Nico Celli, Schinina, Gagno nuovamente da Angelo Schinina, palla in profondità, controllo orientato Nico Celli che poi perde il controllo, 3 contro 1 per l'Itria. Araujo scarica per Ricci verso Fad sul palo. Incredibile, 3 contro 1 non sfruttato dall'Itria con 11 secondi sul cronometro. Due occasioni abbastanza importanti in questo finale di primo tempo per l'Itria, ma si rimane sullo 0-1. Nico Celli poi è rimasto per terra dopo l'impatto con il palo.
Adesso si rialza il 14 della Roma che deve uscire dopo aver ricevuto l'assistenza medica. Torna in campo Bobadilla per questo forse ultimo pallone del primo tempo. Badai, pressione forte da parte di Ricci. Badai scivola, Araujo, Ricci calcia sulla sirena, la mette fuori. Finisce dunque il primo tempo, Roma avanti 1-0 grazie al gol di Zandri all'8° minuto. Intervallo anche per noi, ci risentiamo tra poco.
Tutto pronto per il secondo tempo tra Itria e Roma. Si riparte dal punteggio di 0-1 in favore degli ospiti. Rete di Zandri dopo 8 minuti e 43. Sarà proprio la Roma a dare il via alla ripresa. Si gioca a Fasano, Palazzo, Punzi, Araujo, Addomada e Ricci. Inizieranno il secondo tempo per l'Itria. Badai, Camel, Nico Celli, Bobadilla e Marzio Gagno invece i 5 scelti da Di Vittorio per la seconda frazione, per iniziare la seconda frazione in casa Roma. Intercetta il pallone alla Domada, scarica per Ricci, c'è spazio per Araujo dall'altra parte, Ricci non riesce a servirlo, può ripartire Camel che poi alla fine spara via il pallone. Araujo la battuta del fallo laterale, Ricci ancora da Araujo. Badai, contrasto con la Domada, rimessa per l'Itria. Araujo per il destro di Punzi, la palla è fuori. Rimessa al fondo per Gagno, Itria che va in pressione sulla tre quarti. Bobadilla riceve bene, scarica sulla corsia di destra, Popa mette dentro incredibilmente, Camel non riesce invece a metterla in porta e poi commette anche fallo. Azione clamorosa per la Roma, che però non ha trovato per questione di centimetri lo 0-2. Ricci verso Araujo, Ricci ancora, cerca spazio con il destro, la palla è fuori, riparte Gagno. E conquista subito il possesso l'Itria perché Popa non riesce a servire in avanti un compagno. 1 minuto, 1 secondo andati via. Araujo verso Punzi, riceve Ricci, indica il movimento alla Domada, palla invece per Araujo, poi ancora alla Domada. Punzi cerca la giocata personale, arriva Bobadilla in chiusura, possesso però è sempre per l'Itria. La Domada verso Ricci, Araujo 1 contro 1 con Bobadilla che non si fa superare. Ancora Punzi, prova a scappare via sulla destra, inseguito da Badai, grande imbucata per la Domada, suolata per un compagno a rimorchio che non c'era. Poi Ricci per Araujo che si è allargato sulla sinistra, imbucata per la Domada, cerca di restituirla, Araujo da 2 passi, bravissimo Gagno e poi arriva la Domada per l'1-1 dell'Itria. 1 minuto 55 secondi nel corso della ripresa. Arriva la firma di Alessandro La Domada per quello che è il gol del 1-1. E quindi tutto nuovamente in parità qui a Fasano. Badai pressato da Araujo che ha commesso fallo. Badai verso Popa. Vediamo quale sarà la reazione della Roma dopo aver incassato il gol del pareggio. Gagno, Bobadilla, gran giocata per liberarsi di Araujo, scarico però a metà strada tra Camel e Badai. E possesso riconsegnato. Ricci, Fad per Ricci, la Domada all'indietro verso Ricci, Marco Rosato, gran giocata per il capitano dell'Itria che viene steso a Bobadilla, arriva il cartellino giallo anche per lui.
Secondo fallo del secondo tempo. Dentro anche Punzi per provare a sfruttare questo calcio piazzato. Terza moneta nella Roma, José Antonio Bobadilla dopo Schininà e Popa. Proprio Punzi invece è l'unico ammonito nell'Itria. Due minuti e mezzo sul cronometro, 17:31 da giocare. Marco Rosato sul punto di battuta. Va da Ricci che calcia in porta. Non va lontano dallo specchio. Si riparte, inizio di ripresa sicuramente favorevole all'Itria, che ha corso un rischio incredibile proprio nei primi secondi con Camel che non è riuscito a fare 0-2, poi è arrivato il pari. Adesso un paio di situazioni promettenti. Nico Celli verso Schininà. Pressione di Ricci, stavolta è lui che commette fallo. Proteste da parte della panchina ospite in questo caso, che chiedeva un giallo per Ricci. Attenzione a questa palla per la domanda, Conte passi e calcia, ma ancora Gagno strepitoso. Marco Rosato alla battuta. Ricci dentro, Schininà con grande freddezza e grande senso della posizione fa sfilare via. Gagno rimette il pallone in gioco. Badai si libera dalla pressione di Marco Rosato, non di Ricci che lì la sradica, 2 contro 1. Ricci fa tutto da solo, scivolata decisiva di Nico Celli. Rosato alla battuta del corner, Fad da posizione defilata, se la ritrova lì, ancora Gagno attento, resta però in pressione l'Itria. Marco Rosato sul punto di battuta, palla che sfila, Fad non ci arriva, Schininà trova la deviazione anche dell'avversario. Badè rimette in gioco verso Nico Celli. Schininà. Badai. Palla in profondità di Nico Celli direttamente tra le mani di Palazzo, pronto a tornare in campo Araujo per la domanda. Marco Rosato scarica a sinistra verso Fad, 1 contro 1 con Camel. Araujo. Da Ricci. Cerca spazio per andare sul destro, trova anche lo spazio per calciare. Gagno però non si fa sorprendere, è tornato in campo Zandri, intanto subito cercato da Schininà, palla leggermente però troppo laterale. Araujo. Marco Rosato. Fad e poi ancora Rosato. Araujo. Partito Fad. Araujo cerca di fare tutto da solo con il destro stavolta, senza però trovare lo specchio. Gagno e Camel non hanno gradito questa situazione concessa agli avversari. Riparte la Roma proprio con Camel da sinistra. Nico Celli, Schininà. Palla in avanti, Punzi copre bene, l'ultimo tocco è stato di Camel. Marco Rosato riceve per vie centrali, cerca la posizione, da posizione abbastanza lontana alla porta, trova una deviazione, guadagna comunque fallo laterale. Fad al punto di battuta per Marco Rosato, c'è fallo, poi va calciato Punzi a gioco fermo, fallo di Araujo su Schininà. Non si fanno sicuramente i complimenti reciprocamente due. Fallo numero 3 per l'Itria, con ancora 15 e 20 da giocare, bisogna fare attenzione
a questo fattore nel corso del match. 2 invece le infrazioni commesse dalla Roma. Schirina con la suola, netto anticipo di Punzi su Nicocelli che commette fallo, viene ammonito anche lui e arriva subito a quota 3 infrazione anche la Roma. Ottima lettura da parte di Punzi in questo caso per l'anticipo. Punizione dunque per l'Itria. Fad sul punto di battuta. Va da Araujo, ha capito tutto Camel che può partire anche in contropiede un po' laterale, cerca comunque la porta, para Palazzo, arriva Zandri, palla deviata in corner. Roma pericolosa in contropiede. Proprio Nicolo Zandri che va a mettere il pallone per la battuta del corner dalla sinistra. Nicocelli dalla distanza non inquadra la porta. Pronti a tornare in campo Ricci e la domada per Marco Rosato e Fad. Pallone invece verso Punzi. Ricci da Araujo sulla destra. Alza la palla a cercare Punzi. Attento Zandri che con la testa va da Gagno. Poi Popa. Nicocelli. Gran palla in diagonale per Camel che ha spazio per andare con il destro. Anche lui non trova la porta. Ricci. Punzi, poi ancora Ricci. La domada a sinistra. Prova la giocata personale. Buona chiusura di Nicocelli che guadagna anche fallo laterale. Si appoggia direttamente a Marzio Gagno. Scarica a destra da Nicocelli. Tocco di la domada, rimessa a Roma. Poi controfallo però fischiato ai giallorossi con Popa che non aveva posizionato correttamente la palla. E quindi la rimessa adesso è per l'Itria. Ricci riceve dalla domada, poi Punzi per Araujo sulla destra. Palla giocata da Ricci, sulla sinistra si accentra, palla in diagonale che stava arrivando dalle parti di Punzi. Buona chiusura di Rosa. Araujo dentro a cercare la domada, palla allontanata. Punzi, ancora Araujo, ha spazio per il sinistro, ribattuto, diventa buono per Punzi che però non può subito affondare, deve riorganizzarsi l'Itria. Ricci, Punzi da Araujo, sbaglia la giocata, riconsegna il pallone agli avversari. Camel prova a sfondare a sinistra ma non rimane all'interno del campo con il pallone. Allora la domada dall'altra parte. 7 minuti andati via nel corso della ripresa. Araujo, Ricci, Punzi, all'indietro da Ricci, da Araujo, pizzica la palla verso la domada, fermato da Popa, lottano i due, alla fine la domada riesce a riciclare il possesso, poi Ricci prova la sua lata, trova una deviazione, Palazzo va da Punzi, la domada, Ricci, Araujo prova a saltare Camel, deviazione, palla ancora per Araujo, può calciare col sinistro, deviazione, palla in porta, l'Itria è in vantaggio per la prima volta con la firma di Daniel Araujo. 6 minuti e 24 secondi nel corso della ripresa. Due a 1, mentre Camel è rimasto a terra dall'altra parte.
Adesso va ad accomodarsi in panchina Kamel, che lamenta un dolore alla coscia. Proteste per un contatto precedente da parte della panchina della Roma, che adesso può far ricominciare il gioco. Badai verso Gagno, costretto un po' ad affrettare la giocata, sia perché i 4 secondi stavano terminando, sia perché arrivava la pressione di Marco Rosato. Adesso l'Itria è in possesso e per la prima volta in vantaggio in questa serata. C'è ancora tantissimo però da giocare, più di 12 minuti e mezzo. Marco Rosato in avanti in una zona dove c'è soltanto Marzio Gagno. Rosà cerca l'anticipo, Marco Rosato non tiene però la palla in campo. Allora Badai da Bobadilla per il sinistro di Popa, ribattuto. Marco Rosato in precario equilibrio, riesce comunque a liberarsi del pallone, a scaricare verso la Domada. Fad sul secondo palo, palla per Fad che spreca il pallone del 3-1. Riparte la Roma dopo lo scampato pericolo. Bobadilla, tocco da parte di Fad. Gagno, Ricci recupera il possesso, lotta con Popa che se la va a riprendere di forza, va verso il secondo palo. Bobadilla non riesce a correggere verso lo specchio. Badai salta Rosato e non Ricci, ancora situazione di superiorità per l'Itria. Palla allargata bene per Marco Rosato, conta i passi e con il piatto fa 3-1. Secondo tempo perfetto fin qui dell'Itria. Marco Rosato si prende l'applauso del palazzetto. 3-1 per i padroni di casa. 8 minuti e 16 della ripresa. Arriva il tris dell'Itria. Roma che è stata sorpresa più di una volta in contropiede. Adesso si trova sotto di 2. Gagno, palla recuperata dalla Domada, tutto buono. Fad solo contro il portiere, calcia Fad. Super intervento ancora di Gagno. Arriva il giallo anche a Kamel. Probabilmente per una serie di proteste, provo a interpretare, considerando che Kamel era fuori dal campo. Si torna a giocare, conclusione della Domada deviata da Bobadilla, calcio d'angolo. Corner per Marco Rosato, palla che sfila, Fad con il destro incrociato, deviazione, palla buona per la Domada, ancora Fad, di fatto un rigore di movimento, palla respinta, poi Rosa allontana in qualche modo. Torna in campo Nico Celli nella Roma. Palla corta per Marco Rosato, può partire in contropiede Badai. Punzi in copertura, Badai cerca la porta, scivolata di Punzi. Attenzione al contropiede di Marco Rosato, solo contro Gagno. Rosato alza lo scavetto, Gagno non si fa sorprendere. Adesso sono tante le palle gol consecutive per l'Itria. Punzi, Fad, Punzi da Marco Rosato. Dentro per Fad, non ha sbocchi da quella parte, si prende un rischio, però trova comunque il passaggio verso Punzi. La Domada, duello con Schinina, rimane in possesso la Domada. Schinina però non si fa saltare, rimessa a Itria. Ha perso la scarpa a destra anche la Domada nell'ultima giocata.
deve uscire l'Abdomada per risistemarsi la scarpa e quindi minutaggio extra per Araujo, rimessa laterale per l'Itria. Marco Rosato ricomincia da Riccardo Punzi. Araujo, pressato da Schinina, si torna da Punzi, pressione anche di Bobadilla. Fad, gran giocata di corpo, c'è Rosato dall'altra parte, Fad cerca la porta, sbatte su Gagno che poi reclama a gran voce la rimessa dal fondo che gli viene accordata. Schinina cambia tutto, va da Badai sulla corsia di destra, prova a saltare Rosato che ha commesso fallo numero 4. Torna in campo Camel tra i fischi del pubblico di casa. Punizione nel frattempo per la Roma. 9 minuti 54 secondi da giocare, siamo nel quarto segmento del match. Schinina alla battuta, vediamo se cerca, anzi lascia di fatto a Camel che cerca la porta, palla alta. Buona conclusione però di Camel, c'è stato anche un tocco da parte della difesa ma calciato con una potenza incredibile Camel, infatti il tiro sembrava ben diretto verso lo specchio. Angolo affidato ad Angelo Schinina. Camel, Gagno, Bobadilla per Camel, tocco di Marco Rosato con la spalla, fallo laterale e poi arriva il giallo per Rosato, credo per una interpretazione di esultanza un po' polemica di Rosato su questa chiusura. Gagno va da Schinina, rimane anche a metà campo, poi torna tra i pali adesso che c'è Nicocelli in possesso. Pressione di Marco Rosato, palla toccata che diventa buona per Bobadilla. Camel dalla destra, calcia col sinistro, palla che si impenna. Bobadilla riorganizza, Nicocelli in profondità però dalle parti di Ricci. Nicocelli ritrova però il possesso. Schinina, Nicocelli, Camel, scivolata di Marco Rosato e fallo laterale per la Roma. Nicocelli va a mettersi in posizione per la battuta. Palla all'indietro verso Gagno, entra nella metà campo offensiva, scarica poi per Nicocelli, ha spazio Nicocelli, limite dell'area, chiuso da Rosato, possesso per Camel, chiusura di Punzi, rigore per la Roma, fallo di mano di Punzi. E anche quinto fallo commesso dall'Itria, non ha protestato minimamente Punzi. Poi le squadre erano tornate verso le panchine, credo però ingannate dalla sirena che segnalava il quinto fallo e non il time out. Rigore affidato a Bobadilla, 8:58 da giocare, chance per la Roma di tornare a -1. Si può andare, parte Bobadilla, trova il 3-2, partita più aperta che mai, 3-2 della Roma che torna a -1. E adesso arriva il time out chiamato da Bruno.
squadre che tornano in campo dopo il gol di Bobadilla sul rigore che ha riaperto la partita, o meglio ha riportato a -1 la Roma. La partita era aperta anche sul doppio vantaggio per l'Itra, considerando i circa 9 minuti ancora da giocare. Adesso lo è ancora di più. Si parte dunque con il vantaggio minimo per la squadra di casa. Araujo, anticipo di Bobadilla su Ricci, la palla però arriva dalle parti di Palazzo. In casa Inter c'è da fare i conti con l'esaurimento del bonus falli, quindi 8:36 da giocare senza potenzialmente commettere fallo, comunque con il rischio di concedere tiro libero agli avversari. Araujo intanto può andare sul destro, cerca la porta, non va lontano, mentre in casa Roma c'è una rimonta da provare ad effettuare con ben 5 ammoniti. Araujo intanto in acrobazia chiude questa palla diretta verso Bobadilla. Di fatto gli ammoniti sono i 5 che hanno giocato di più nella Roma: Schininà, Bobadilla, Nicocelli, Popa e Kamel. Badai probabilmente l'unico dei giocatori più impiegati fin qui da Di Vittorio che non è stato ancora ammonito nel match. Schininà mette dentro, respinta, e poi Kamel ha il pallone del 3-3 ma lo deposita al lato. Palazzo al rinvio in profondità, non trova però la corsa di Laddomada. Popa per Schininà intanto nella Roma. Kamel. Dentro anche Guerini. Per la prima volta in questa partita perde palla a beneficio di Araujo. Araujo può entrare in area di rigore. Gagno prova ad autolanciarsi per creare una superiorità numerica. Non era male l'idea secondo me. Sbaglia però la misura del passaggio verso Bobadilla, che apprezza comunque la giocata del suo portiere. Ha nelle sue corde anche questo tipo di strappo Marzio Gagno. Provato ancora una volta a leggere con un attimo d'anticipo tutto, rischia palla Ricci, perde palla Bobadilla, non trova invece la battuta verso la porta. Chance incredibile per la Roma con Ricci che aveva perso palla. Bobadilla poi ha saltato Palazzo ma non ha concluso. Guerini verso Kamel. Guerini, ancora Kamel, sceglie di andare da Gagno. Kamel sulla destra, Popa chiuso bene da Ricci stavolta, rimessa laterale per la Roma. Palla dentro, Bobadilla con il destro, Palazzo se la ritrova lì dopo una deviazione. Ricci alza il pallone, Araujo prova ad inseguirlo, Bobadilla in marcatura, Ricci, anzi pardon Araujo, la palla rimane lì, Fad calcia e in qualche modo allontana Bobadilla dalle parti di Valentino Ricci. Araujo, Guerini ruba la palla, 2 contro 1 per la Roma. Laddomada con un fallo, dice l'arbitro, arriva il tiro libero per la Roma e ammonizione per Laddomada. Roma che vuole battere il tiro libero da più vicino rispetto al dischetto. Infatti un mezzo metro lo guadagna. Sarà Zandri a battere. E tiro libero per la Roma e non calcio di punizione. Quindi adesso i giocatori dell'Inter devono mettersi dietro la linea della palla. Sette minuti e un secondo da giocare. Zandri
contro Palazzo. Va Zandri alla conclusione, Palazzo respinge. Si resta sul 3-2, arriva il rosso per Di Vittorio. Che era fuori dall'area tecnica da qualche minuto e dunque è stato espulso adesso. Vittorio che tra l'altro era già ammonito. Adesso viene chiesto di andare negli spogliatoi, credo, al tecnico ospite. E poi si potrà ricominciare. 7 minuti esatti al termine del match, ancora tutto da decidere. Palla che Ricci calcia lontano, la domanda prova ad arrivarci, Popa in vantaggio, allora Gagno può far ripartire la Roma. Ancora Gagno, Zandri, Guerini, tocco, Fad, rimessa per la Roma. Gagno, stavolta da portiere di movimento a tutti gli effetti. Camel lotta con Rosato, poi Zandri. Marco Rosato si va a riprendere la palla, prova il dribbling, Camel lo ferma. Scarico per vie centrali, c'è Fad da quella parte. Marco Rosato sbaglia il passaggio, Camel all'indietro verso Popa. Zandri cerca di liberarsi per il destro, tiro ribattuto, ma era tutto fermo perché Zandri si era portato fuori il pallone. Punzi per Marco Rosato, all'indietro da Palazzo. Fad sotto pressione di Popa, alla fine rimessa per la Roma. 6 minuti al termine. Badai, Popa, Camel cerca di sfondare a sinistra, viene fermato. Allora Ricci per far partire il contropiede dell'Itria, tallonato da Badai, scarico per Marco Rosato con il sinistro, troppo centrale il suo tiro. Badai, gran palla in profondità verso Camel, conclusione in porta, ancora bravissimo Palazzo. Calcio d'angolo per la Roma che resta ovviamente in pressione offensiva. Camel, Guerini, ancora Camel, tocca Marco Rosato, rimessa laterale giallorossa. Conclusione di Popa che non trova però la traiettoria giusta. Allora Palazzo, torna in campo Araujo nell'Itria nel frattempo. Marco Rosato va a cercare proprio Daniel Araujo, prova il numero su Guerini che però è attento e non si fa superare. Araujo mette dentro, Badai intercetta, ancora Badai da Guerini. Camel, Popa in avanti, il pallone per Guerini, prova a superare Marco Rosato, palla messa dentro, ha rischiato tanto Rosato di commettere fallo, di concedere ancora un tiro libero agli avversari. Si è allargato un po' il suo braccio. 5 minuti 11 secondi da giocare. Rimessa laterale per Camel, servito Schininà. Guerini, Camel, Schininà. Guerini dopo anche un tocco di Camel, conclusione murata da Punzi che striglia un po' tutti i suoi compagni per tenere alta la concentrazione. Angolo affidato stavolta alla battuta di Badai, 4,53 da giocare. Palla messa dentro, Schininà ci prova, ribatte Araujo, la palla rimane lì, Punzi la spara in tribuna. Sempre Roma in avanti, Schininà leggermente zoppicante, va a rimettere il pallone in gioco. Camel per Guerini, raddoppio di Fad vincente.
Bobadilla per un ottimo Guerini secondo me in questi minuti, ottimo apporto del classe 2004. Camel da Gagno, pressato da Punzi, induce il portiere avversario all'errore, torna un po' a respirare l'Itria dopo un momento di grande pressione da parte degli avversari. Punzi per Fad, palla complicata che Marco Rosato deve gestire in area di rigore, perde però il controllo, palla fuori, fallo laterale per la Roma. Badai cerca uno spazio, va poi da Camel, protegge il pallone, all'indietro per Schinina, buono scambio, ancora Schinina, perde il controllo della palla, può partire il contropiede di Fad, accompagna anche Marco Rosato, servito, Rosato torna da Fad, gran lettura di Camel, poi Schinina anche prima di Gagno, un po' di confusione, c'è Badai che può andare dall'altra parte con l'esterno per Camel, Badai per Bobadilla, pressato da Punzi e Araujo, Schinina la gira, Camel destro sul secondo palo, libera l'area di rigore Punzi, possesso è sempre della Roma però, Schinina ancora per Bobadilla, tocco di Fad, rimessa per la Roma, Fad stremato, chiede il cambio, torna in campo Ricci, mentre Popa sostituisce Schinina che ha bisogno di un po' di riposo, non so se per un crampo, adesso gli viene applicato anche un po' di ghiaccio. Rimessa alla fine assegnata all'Itria. Araujo dentro a cercare la Domada, Araujo per Ricci, Punzi scarico all'indietro, finisce per terra Punzi ma non c'è fallo da parte di Badai, allora 1 contro 1, Araujo Camel, Araujo cerca di andare sul mancino, prova dalla distanza, respinge proprio Badai, Palazzo con le mani serve Ricci, palla lungo linea per la Domada, fallo ai suoi danni, è il quarto della Roma, lo commette Popa. Ricci, Araujo dentro a cercare Punzi, grande aggancio, non riesce a calciare, poi la palla rimane lì, calcia Punzi, la mette fuori dopo aver rischiato di commettere fallo. 3 minuti da giocare, time out Roma. Tre minuti da giocare, c'è Badai come quinto di movimento anziché Marzio Gagno e quindi nonostante Gagno abbia delle buone qualità anche con il pallone tra i piedi, la panchina della Roma si affida a Badai per questi ultimi 180 secondi del match. Schinina per Camel, Badai, Camel, Badai, ancora Camel, Schinina e Camel, ancora Badai, circolazione di palla lenta fin qui della Roma per provare ovviamente a capire, a leggere il posizionamento difensivo dell'Itria. Badai pressato da Marco Rosato, Bobadilla, Camel,
Schinina ancora Camel. Badai. Schinina, torna da Camel. Se ne sono andati 50 secondi. Popà ha spazio anche per calciare, sbatte su Marco Rosato. Badai. Angelo Schinina nuovamente verso Popà. Camel. Pressione di Fad, arriva a dargli una mano a Marco Rosato, che si dispera perché aveva quasi pregustato la possibilità di andare a calciare anche verso la porta. Dentro Nico Celi nel frattempo per Popà. Camel gli lascia il pallone. Badai. Nico Celli e poi Camel. Nuovamente Nico Celli verso Badai. Bobadilla. Badai e Nico Celli per la lunga circolazione di palla della Roma. Minuto e 25 al termine. Camel. Nico Celli scarica per Schinina verso il secondo palo, lontana Palazzo. Rimessa che sarà battuta proprio da Schinina. Badai. Nico Celli e poi Schinina. Badai. Palla a metà strada tra Schinina e Nico Celli. Sospiro di sollievo per la difesa dell'Iter che può riorganizzarsi. C'è ancora 1 minuto e 5 sul cronometro. Ricci alla battuta. Fad da Marco Rosato che allontana il pallone a cercare Araujo. Palla imprendibile. Gagno si tiene la rimessa dal fondo. Entrati nell'ultimo minuto ufficialmente. Grande anticipo di Marco Rosato. Accompagna Araujo. Marco Rosato con il destro. Ma Araujo si era fermato. Bellissima giocata di Marco Rosato che aveva ancora per spingere. Bruno dalla panchina apprezza e tanto la giocata del suo giocatore. Badai. Nico Celli. 40 secondi al termine. Schinina e ancora Nico Celli. Poi Badai. Angelo Schinina in angolo da Camel, la rimorchio, Badai calcia in porta, la mette all'incrocio e arriva il 3-3 della Roma. La firma è di Badai con 32 secondi sul cronometro. Proprio il portiere di movimento porta al pareggio della Roma. Vediamo se accade ancora qualcosa in questi ultimi 30 secondi. Marco Rosato. Ricci. Punzi. Marco Rosato ancora. All'indietro da Ricci. Fad. Punzi. La palla Fad, 5 secondi al termine, ultima azione del match. Ricci sul destro, deviazione, rimessa laterale in zona offensiva per l'Itria, 1 secondo da giocare. Forse è il tempo di provare a mettere un ultimo pallone verso la porta. Marco Rosato a battere, conclusione di Fad che non riesce a colpire il pallone. Finisce la partita a Fasano, è 3-3 tra Itria e Roma. Un gol nel primo tempo a firma Zandri per il vantaggio ospite. 5 reti nella ripresa, 3 dell'Itria firmate da Doma, da Araujo e Marco Rosato, e poi Bobadilla sul rigore e Badai per il definitivo. 3-3 è tutto dal Pallavigna Marina. Grazie per averci seguito in tanti questa sera. Buona serata da Davide Menolascina.